Notate bene che per Forza Italia nel Veneto è stata la regione in cui ha sempre avuto complessivamente, nelle tante tornate elettorali, i maggiori successi e ha creato a livello nazionale meno problemi. Quindi è stata la migliore Forza Italia regionale di tutta Italia. E quindi ho il dovere di, se non altro, di fare in modo che nel PDL ci siano i tratti migliori. La Lega è stata più brava di noi, insomma, io lo devo riconoscere, ha interpretato meglio i sentimenti, le aspirazioni, la volontà, il momento, il sentore nostro. Quindi sarà bene, e questa è la tesi di fondo, sarà bene capirlo, faremo uno sforzo per capire come il tuo brand, il tuo marchio va così bene in tutta Italia che raccoglie il 38%, arriva qua e perdi 7 punti. Uno si domanderà perché e si domanderà che cosa c'è da fare. Io vi dico alcune ricette, visto che penso che si formerà il PDL nel Veneto, tanto che Forza Veneto sarà andata perché abbiamo cominciato a scrivere un mese prima che del discorso del Predellino, ma siccome fonderemo il PDL del Veneto, io vorrei che nascesse con alcune caratteristiche, che sono quelle che abbiamo imparato a essere gradite dalla nostra gente: autonomia, federalismo, forte responsabilizzazione degli uomini e degli esponenti locali. Voglio dire, tradotto, che le liste ce le facciamo noi, che a decidere chi deve fare il candidato sindaco a Boreo come alla provincia di Padova, tutti quelli che voteranno Belluno, Rovigo, ce lo facciamo noi a Venezia senza bisogno di andare a Roma. Nessuno vuole, d'altra parte sarebbe una follia, sarebbe un po' come, per rendere un esempio di marketing, la Coca-Cola ha il 38% di quota di mercato in tutta Italia, in Veneto funziona meglio la Ben Cola. Si proverà a domandare perché, ma mai più inventa un marchio nuovo? Come fai a rinunciare all'avviamento che ti dà la Coca-Cola? La Coca-Cola in Germania mette un po' più zucchero di quello che mette in Italia, e in Inghilterra ne mette molto di meno, adatta il gusto a seconda delle esigenze che ci sono tra i diversi popoli. Perché non lo dobbiamo fare noi? Quindi cerco di creare una PDL fortemente veneta, fortemente autonomistica, anche perché credo che nessuno ci possa credere se predichiamo autonomia, federalismo e poi non siamo capaci di darlo neppure alla nostra struttura. Credo che nessuno ci venga dietro e resti colpito se tutto debba essere indifferenziato. Ormai è chiarissimo che con la stessa legge non si può governare Enna e Vicenza, Cagliari e Treviso, e quindi come non si può governare un paese con le stesse leggi sullo stesso metodo, così anche una forza politica dovrebbe capire che un'autonomia è sempre più accentuata, una valorizzazione delle peculiarità e delle differenze va evidenziata. Somiglia tutto quanto questo alla Lega? Sì, forse sì, e cosa è un reato? Ma insomma, sarà mica, bisognerebbe capire cosa fa di male. Qui invece certe agitazioni e certe prese di posizione, che sono tutta una tattica preelettorale per gli anni che verranno, sembra quasi che qualche esponente, ne ho vista una ieri sul giornale, parla insulti. Ma quali insulti? Sto dicendo che sono stati così bravi che dobbiamo imparare da loro, quali insulti? Però sembra quasi che ci vogliono obbligare a fare un partito statalista, centralista, che se ne frega delle esigenze locali, che parla dello Stretto di Messina come massimo obiettivo. Ma insomma, allora stiamo a casa, cioè, manca poco che ci chiedano di non presentare neppure le liste delle elezioni. No, invece le presenteremo e cercheremo di fare la cosa più bella e che piace ai veneti, in modo che ci diano ancora il successo che ci hanno sempre dato. E quindi, Presidente, se non sbaglio, il 14 luglio ci sarà una specie di fondazione, ci sarà, o così ho letto, ci sarà una specie di incontro, forse autoconvocato, in cui, come dire, ci sarà la posa della prima pietra di questo Forza Veneto, o comunque come si chiamerà. Ma mica vero, io non ne so niente del 14 luglio, io la posa della Bastiglia è per me una data che insomma fa parte della mia, così, mi piace, e penso che lo onorerò facendo qualcosa
vi divertete, ma non andò a quella riunione, non c'entra niente qui. Io non fondo proprio niente, che sia chiaro. Così adesso, come decisione delle tribune politiche con Jader Iacobelli, la ringrazio per la domanda che mi consente l'opportunità di fare un'importante precisazione. Ma la precisazione è questa: se io volessi, come si è scritto, fare qualcosa di diverso, uscire da Forza Italia, dico che forse non esiste più, quindi dal PDL che forse ha cominciato a esistere, questo non è ancora chiarissimo, non sarei credibile a nessuno dei miei. Ma io sto con Berlusconi da 22 anni, cioè, ma dove vado? Quindi nessuno del PDL, prima di tutti Berlusconi, può temere qualcosa in questo senso, perché non sarei credibile. Quindi questo mettetevelo bene in testa, tutti. Quindi io cercherò di dare il mio contributo perché il PDL sia corrispondente alle esigenze dei Veneti. Se questo non sarà possibile, decideremo che cosa farsi, ma io non fondo proprio niente di nuovo, anzi fondiamo il giorno che ci diranno che è fondato il PDL. Speriamo che venga presto, perché io vedo Gasparri da una parte e Cicchitto dall'altra, presidente dello stesso gruppo, uno al Senato, uno alla Camera. Non capisco perché non lo dobbiamo fare qui in Veneto.